Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Palavienna di Selargius, terza giornata del campionato di Serie A2 femminile. San Salvatore Selargius contro Tecmar Crema. Su questo parquet si sfidano due formazioni con tendenze diametralmente opposte, due sconfitte di fila nelle due partite d'esordio per il San Salvatore, due vittorie invece per Crema. Vado a presentare questa partita in compagnia dei due massimi dirigenti delle due formazioni, Paolo Manclossi, presidente della Tecmar Crema, e Marco Mure, invece presidente del San Salvatore Selargius. Iniziamo dalle parti di Crema, due partite, due vittorie, un ottimo inizio per voi che avete rinnovato la squadra, soprattutto in un settore chiave che è quello delle lunghe. C'è una vecchia conoscenza del basket sardo come Cristina Benici. Sì, noi abbiamo rinnovato completamente dopo delle stagioni positive, siamo partiti anche abbastanza bene, anche se siamo ancora in work progress perché all'inizio, nel bene e nel male, siamo all'inizio della stagione, quindi abbiamo avuto due risultati positivi nonostante sono state partite molto combattute. Ritengo che saranno un po' tutte così perché abbiamo un girone molto competitivo e niente, speriamo, ci auguriamo di proseguire di come abbiamo iniziato naturalmente. Presidente Marco Mure, San Salvatore non ha cambiato tantissimo in termini di numeri, però ha portato nel suo roster due giocatrici dal peso specifico molto importante, Mia Masic e Valentina Fabbri. È normale che in questa fase iniziale della stagione ci voglia un po' di tempo per inserirle, e anche in questo aspetto che vanno ricercate le ragioni delle prime due sconfitte in campionato, forse. Sì, noi abbiamo preso soprattutto Valentina Fabbri, che è un pivot di 1,97. Questo ha portato che l'allenatore ha dovuto modificare un po' quello che era il gioco che applicava lo scorso anno, perché avendo una ragazza di questo peso lì in mezzo, ovviamente si chiudono degli spazi per le esterne, per quelle ragazze che entravano
diciamo, a cercare di fare i punti, però siamo sulla via che anche, cioè, di poter ottenere qualche risultato migliore. Già si è visto ad Alpo la settimana scorsa, dove le ragazze hanno dato un qualcosa in più rispetto alla partita precedente. Le ragazze stanno lavorando bene durante tutta la settimana, c'è molta serenità, ovviamente col lavoro che stanno facendo i risultati prima o poi devono venire sicuramente. Nori e Benic sotto le plance, una batteria di esterne però altrettanto fornita per Crema. Secondo lei quali saranno gli ingredienti principali di questa partita e soprattutto dove andrà a decidersi? Io penso che la partita sia molto aperta, perché tutte le volte che veniamo a giocare qua a Selargius sono sempre partite molto tese, molto interessanti fino alla fine. Noi giocheremo un po' con tutte le nostre carte, le buttiamo in campo eccetera, però noi la forza un po' della nostra squadra, noi puntiamo più sul collettivo più che sul discorso dell'individualità, e anche sugli inserimenti che abbiamo fatto sono stati un po' mirati, ecco, quindi di conseguenza ritengo che comunque alla fine più che l'individuale a lungo andare deve essere il gruppo che deve dare quella spinta in più, insomma, ecco, quindi vediamo un pochettino come gira oggi il discorso. Ogni partita fa storia a sé comunque. San Salvatore con un calendario complicato, lo dicevamo anche prima, microfoni spenti. Dopo questa partita ci saranno Costa Masnaga e Vicenza. A questo punto proprio questa partita può essere determinante per sbloccarsi in questo campionato. Ma ovviamente una vittoria fa sempre bene, però non carichiamo di troppo queste partite. Il campionato è appena iniziato, abbiamo fatto solo 2 partite, poi è vero avremo 2 partite molto impegnative, però il campionato è lungo. Non dimentichiamo che quest'anno andremo a fare 30 partite, quindi c'è tutto il tempo per recuperare, non è assolutamente un problema. Noi ovviamente oggi faremo di tutto per vincere, poi vinca il migliore, ecco, non è che... Paolo Manclosi è anche vicepresidente della Lega Basket Femminile, allora possiamo tracciare un po' un piccolo bilancio di questo inizio di stagione tra Serie A1 e Serie A2, come sta andando? Sicuramente è molto positivo, perché abbiamo visto dalla 1 con tutta anche la riduzione delle squadre, però è un campionato interessante, molto competitivo eccetera. La 2 penso che non sia mai stato così competitivo come quest'anno, al di là dell'allargamento che comunque fa sempre bene per il movimento, e quindi ritengo che abbiamo 2 gironi molto interessanti, il nostro soprattutto dove secondo me non ci saranno mai partite scontate, e quindi in conseguenza fa bene al movimento, perché giocare partite interessanti, i gruppi sono sempre molto competitivi, e quindi fa bene anche per il gruppo e anche per alzare il livello di interesse del nostro movimento. Circa 5 minuti alla palla 2, noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma poi torniamo ancora in diretta dal Palavienna di Selargius. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palavienna di Selargius. Allora, terza giornata del campionato di Serie A2 femminile, girone nord, San Salvatore Selargius contro Tecmar Crema. Come detto nella copertina di presentazione realizzata poco fa con i 2 presidenti, si tratta di una sfida tra 2 formazioni che arrivano con tendenze diametralmente opposte. Il San Salvatore ha accusato 2 sconfitte nelle 2 giornate d'esordio, rispettivamente contro Milano su questo campo e poi la scorsa settimana a Villafranca contro Alpo. Dall'altra parte Crema invece ha ottenuto 2 successi, rispettivamente contro Marghera per 62-61 e poi contro il Fassi Albino per 53-45. La partita è iniziata agli ordini dei 2 arbitri, che sono Francesca Finazzi di Milano e Sara Canali di Gandino. Vi diamo conto anche degli starting 5 schierati dai rispettivi allenatori: Mia Masic, Valentina Fabri, Cinzia Arioli, e poi ancora con il numero 10 per il San Salvatore è in campo Denise Pinna, e dunque subito fiducia da parte di coach Staico a una delle giocatrici più giovani del suo roster, pensate classe 2001 per lei. Completa il quintetto Delia Gagliano e subito un rimbalzo offensivo importante per il San Salvatore, che ora dà palla dentro a Fabri, che si appoggia al ferro e realizza con la mano sinistra il primo canestro di questa partita. Ci manca da elencare lo starting 5 di Crema, che si schiera con la numero 17, si tratta di Norma Rizzi, scusate, con il numero 11 Paola Caccialanza, che è anche capitano della formazione lombarda, poi con il numero 8 Martina Capoferri, con il numero 4 Alice Nori, c'è anche con il numero 9 una vecchia conoscenza del basket sardo come Tina Benic. Non è arrivato il canestro di Crema, dall'altra parte il San Salvatore va sotto per Gagliano, che serve bene il rimorchio di Fabri, sfortunata però nella sua conclusione Valentina Fabri. Si riparte dall'altra parte con Crema, che affida il possesso alla propria playmaker in maglia numero 17, si tratta proprio
di Rizzi, poi il tiro dalla media distanza mandato a segno per la parità a quota 2. Questo il punteggio. Dunque al Palavienna San Salvatore a caccia della prima vittoria in campionato. È iniziato bene, ma qui va a farsi soffiar palla. La protagonista di questa giocata è il capitano di Crema, Paola Caccialanza, a segno con la mano destra per il sorpasso. Il primo vantaggio della partita per la Tecmar sul 4-2. Arioli guarda per un attimo Fabri in gomito, il tiro cadendo all'indietro, molto morbido per Delia Gagliano, la giocatrice classe 1997, a segno con il canestro della parità a quota 4. Rimasta in panchina per il momento nelle fila del San Salvatore il capitano Anna Lussu. Ci sarà spazio sicuramente per lei nel corso della partita. Cristina Benic intanto, così come ha dimostrato nel corso della sua esperienza al San Salvatore, ha dimensione perimetrale nonostante sia tendenzialmente una lunga. Qui ha provato il tiro dalla lunga distanza senza però grande fortuna. Allora prende il centro dell'area con coraggio Cinzia Arioli, va fino in fondo, trova il fallo della difesa che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. 7 minuti 31 secondi per chiudere il primo quarto di gioco. Situazione di grande equilibrio fino a questo momento. In lunetta c'è Arioli, giocatrice classe 1984, al suo secondo anno di militanza con la canotta del San Salvatore Selargius. Primo libero realizzato lo scorso anno, 12,2 punti e 5,5 rimbalzi di media, con anche quasi 2 assist a partita. Qui fa 2 su 2, una lunghissima militanza per lei nelle fila del Cuscaglia, di cui è stato capitano per lunghi anni in Serie A1, una stagione al fianco anche di Tina Benic, con cui ha dialogato a lungo nel pre-partita. 2 hanno scherzato prima dell'inizio del riscaldamento. Come detto, sono state compagne di squadra in un'annata non fortunatissima per il CUS, terminata con la retrocessione in Serie A2, anche se la situazione di roster non era semplicissima, con 5 giocatrici contate praticamente in quell'annata per coach Antonello Ristivo. Diverse vittorie comunque da applausi, anche se appunto le vittorie non sono bastate per garantire a compagine cagliaritana la permanenza nella massima divisione nazionale. Intanto palleggio, arresto e tiro molto ben eseguito da parte di Tina Benic contro un'altra ex compagna di squadra in quella esperienza al CUS. Si trattava di Delia Gagliano, che in quell'annata ebbe dei grandi problemi fisici, riuscì solamente a fasi alterne a essere protagonista in campo. Qui prende una buona linea di fondo, serve bene il tiro da 3 punti, piedi per terra di Mia Masic, armato il braccio della croata, però non è riuscita a trovare la via del canestro. 6:40 ancora da giocare nel corso del primo quarto. Qui un pallone abbastanza difficile da addomesticare per Capitan Caccialanza. Persa la palla da parte della Tecmar e c'è già il primo cambio con Rizzi, che si accomoda in panchina ed entra in campo invece con il numero 6 Togliani, un prospetto molto molto interessante del basket nazionale, compagna di squadra di Parmesani. Le due cremasche sono state protagoniste nelle esperienze ai mondiali under 19 con la nazionale italiana, classe 98 Togliani. Intanto abbiamo visto un bellissimo canestro realizzato dopo il giro sul perno da parte di Mia Masic, giocatrice esterna con gran talento anche nell'esecuzione dell'1 contro 1. Ha riportato avanti il San Salvatore in queste battute iniziali della partita, una partita molto molto equilibrata fino a questo momento, fatta soprattutto di continui botta e risposta. Ora mette palla per terra, poi non trova lo spazio per il tiro. Crema che si affida ancora una volta a Benic, stavolta la sua conclusione dall'angolo è però un cross. Allora il San Salvatore, che è già dall'altra parte con il possesso, ha affidato ora a Cinzia Arioli. Buona la partenza, in ritardo sul primo passo a sua avversaria, in questo caso si trattava di Martina Capoferri, che è andata a spendere il primo fallo della sua partita. Ora c'è un altro cambio per Crema, che manda in campo Parmesani al posto di Benic. Dunque Parmesani, anche di lei abbiamo parlato poco fa, protagonista assieme alla compagna Togliani dell'esperienza al mondiale under 19 che si è disputato la scorsa estate in Friuli. Intanto Arioli in gomito per Fabri, fuori ancora per Masic, poi va a bloccare ancora la lunga ex San Martino, pick and roll eseguito da Manuale. In questo caso le due nuove arrivate in casa San Salvatore hanno già trovato un'ottima intesa, arriva allora il massimo vantaggio per il
San Salvatore sul +4, 10-6. Qui Togliani però sbaglia la cosa apparentemente più facile, ovvero l'appoggio a canestro quando ormai era rimasta sola. Allora mette palla per terra Arioli, gran scarico sotto per Gagliano che trova l'equilibrio per il tiro ripristinato. Massimo vantaggio per il San Salvatore, doppiata la Tecmar sul 12-6. Siamo ormai a ridosso della metà del primo quarto, mentre la Tecmar manovra in attacco proprio con Togliani. Un po' sospetta qui la partenza da parte di Parmesani, che riesce comunque a guadagnarsi un buon fischio arbitrale. Diverse novità per Crema, che ha cambiato in diversi reparti nel corso dell'estate, ha cambiato anche tecnico dopo diversi anni. Ha lasciato la guida del club Luca Visconti, ne è arrivato coach Diego Sguaitzer, che era stato protagonista della promozione in A2 di Crema, era la stagione 2011-2012. Parmesani in lunetta per la Tecmar, c'è il fischio arbitrale prima dell'esecuzione per una invasione, questa è la segnalazione, allora ci sarà da ripetere il secondo libero da parte di Parmesani, che si ripresenta in lunetta. Sbaglia anche in questo caso la giocatrice lodigiana, classe 1988. Arioli anche con una difesa abbastanza fisica da parte della sua avversaria. Fabri prende bene il tempo alla sua diretta marcatrice, aveva un buon mismatch in questo caso con Togliani. Arriva il fallo che permetterà a Fabri di andare in lunetta con 2 tiri liberi, novità importante, forse la più importante nel mercato del San Salvatore. Nata nel 1985, Valentina Fabri, e tra l'altro in possesso della doppia cittadinanza italiana e sanmarinese. Sbaglia intanto il primo libero, ha indossato le blasonate canotte di Priolo, Pulcomense e Napoli, partecipando tra l'altro anche all'Eurolega. 0-2 intanto per Fabri, ma c'è il rimbalzo offensivo di Masic. Dicevamo una esperienza in Polonia per Fabri, mentre arriva anche il canestro di Gagliano. Un'esperienza in Polonia e un'altra in Sardegna, la Mercedes Alghero in Serie A2. Allora cambia ancora il punteggio, il San Salvatore in vantaggio sulla Tecmar Crema per 14-6, 4:43 per chiudere il primo quarto. Time out in campo e piccola pausa pubblicitaria per noi. Riprende il gioco a Selargius sul punteggio di 14-6. Il San Salvatore è partito molto bene, fidandosi a un attacco particolarmente fluido questo pomeriggio. Degli scarichi ben trovati all'indirizzo di Fabri, ma direi soprattutto di Gagliano nel corso di questa partita. Intanto in precedenza probabilmente ci stava un fallo in favore di Crema sul tentativo di tiro provato da Parmesani. Arioli prova ancora ad andare in penetrazione, trova un buon corridoio sulla destra, viene fermata dal fallo da parte della giocatrice in canotta numero 11, ancora Capitan Caccialanza. Ha alzato la voce in precedenza durante il time out coach Diego Sguaitzer, che non è contento dell'approccio delle sue ragazze. Qui va a dire qualcosa anche Alice Nori, che è pronta a saltare dopo il secondo libero. Cinziarioli il primo non trova fortuna per l'esperta giocatrice milanese, punteggio che rimane di 14-6. Ancora Arioli in lunetta, il secondo va dentro. Allora 15-6, mentre viene persa Nori, prova a recuperare Fabri, riesce in tempo
possesso per Crema con Nori che blocca per la nuova entrata in canotta numero 7, si tratta di Alice Mandelli. Poi dal palleggio Togliani cerca un varco, cambia mano, non riesce però a ritrovare il pallone, l'ultimo tocco è stato il suo, ci sarà rimessa la zona difensiva in favore del San Salvatore. Altro avvicendamento, coach Sguaizer può contare su una rotazione decisamente più lunga rispetto a quella del San Salvatore, allora cerca di sfruttarla, c'è spazio ora in campo anche per Capoferri, entrata sul parquet, intanto mette palla per terra Gagliano, fuori c'è Arioli con la mano sinistra, palleggio aperto, viene presa in consegna da Mandelli, poi palla dentro per Fabbri che cerca di tenere il contatto, sbaglia però, allora siamo già dall'altra parte con Rizzi, poi dentro per Nori, il passaggio fuori ben eseguito, circolazione perimetrale per Crema che trova un buon tiro dall'angolo, sbagliato però da Parmesani. Buona circolazione offensiva e buona costruzione del tiro però in questo caso per le ragazze in canotta bianco-blu. Allora Arioli dall'altra parte, il giro sul perno, prova a prendere il centro dell'area, arriva il fischio arbitrale ben prima, è arrivato ben prima del tentativo di tiro, o meglio del canestro realizzato da parte di Arioli, che avrà comunque a disposizione altri due liberi. Quando decide di attaccare il canestro in virtù della sua buona fisicità, Arioli riesce a mettere in difficoltà le difese avversarie e a presentarsi spesso e volentieri in lunetta. A 3 minuti 6 secondi al termine del primo quarto, il San Salvatore che trova il più 10 con un libero realizzato da Arioli, e lei può a comandare le operazioni in attacco in questa fase della partita per il San Salvatore. 2 su 2, 17-6 più 11, ancora massimo vantaggio dunque per il team allenato da Fabrizio Staico. Ora ancora una circolazione perimetrale, poi palla dentro per Nori, l'ex La Spezia, così come Benic, serve poi Parmesani. Buone doti anche di ball handling per lei, era riuscita a cambiare mano in maniera efficace lungo la linea di fondo, in ritardo con lo scivolamento difensivo la sua avversaria, non è riuscita a coprire il fondo Gagliano che ora esce, lascia spazio a Ilenia Cordola, fa così il suo primo ingresso in partita. Cordola confermata dopo aver trascorso l'ultima parte della scorsa stagione al San Salvatore, giocatrice nativa di Carmagnola, molto giovane, classe 96, anche lei con importanti trascorsi nelle nazionali giovanili. Intanto Mandelli, una sorta di tiro libero in movimento per lei, con mano molto delicata riesce a realizzare il canestro che dà nuovo ossigeno a Crema, punteggio ora di 17-8 mentre mancano 2 minuti e 26 allo scadere del primo quarto. Riceve in uscita dei blocchi Arioli, dà un attimo un'occhiata dentro per Fabbri, poi ancora Arioli decide di attaccare nell'1 contro 1 la sua avversaria mettendolo in difficoltà e guadagnandosi un fallo. Bonus speso da un pezzo da parte di Crema, e allora saranno ancora liberi per Cinzia Arioli. Prima però un altro time out in campo chiamato questa volta da coach Fabrizio Staico. Gioielleria fatta per Sardegna. Torniamo in diretta da Selargius, sono in corso le battute conclusive del primo periodo di gioco tra San Salvatore e Tecmar Crema. Il punteggio sorride al momento alla formazione di casa, in vantaggio in maniera meritata per 17-8, 2 minuti 19 secondi allo scadere del primo periodo. In questa fase dicevamo soprattutto Arioli a mettere in difficoltà la difesa ospite con una serie di 1 contro 1 difficili da contenere. La terza volta consecutiva che Arioli riesce a presentarsi in lunetta per 2 tiri liberi, già speso il bonus da Crema. Arioli in lunetta, il primo va dentro, Arioli che
sale così a quota 6 punti realizzati nella sua partita, nuovo più 10 per il San Salvatore, che ha toccato anche il più 11, lo tocca nuovamente in virtù di questo 2-2 a opera della giocatrice nativa di Magenta. 2 minuti e 15 ancora da giocare, stavolta l'1 contro 1 lo gioca bene anche Rizzi, che viene però stoppata dall'intervento difensivo piuttosto deciso e assolutamente regolare da parte di Masic. Si alza in piedi e applaude coach Fabrizio Staico. Sono questi segnali difensivi che vuole da parte delle sue ragazze. Rimessa dal fondo comunque in favore di Crema, che potrà comunque attaccare con la rimessa eseguita da Rizzi, che riesce a trovare ora smarcata oltre l'arco la compagna di squadra in maglia numero 12 Parmesani. Palla persa poi dalle bianco-blu, qui c'è un fallo nonostante le proteste di Rizzi, che è abbastanza incredula. Fallo speso su Masic, che permette alla giocatrice nativa di Rijeka presentarsi in lunetta, ed entra ancora in partita Tina Benic assieme a lei. C'è anche con il numero 6 Giulia Togliani per la Tecmar Crema. Dicevamo 2 liberi per Masic, 4 punti fino a questo momento di ottima fattura. Ora arriva il quinto dalla lunetta, 20-8, ripristinato, o meglio ritoccato il massimo vantaggio in favore del San Salvatore, ora sul più 12, e ora la chance spingersi ancora più in avanti per le giallonere. Sfruttano appunto questa chance per portarsi sul più 13, 21-8 il punteggio, 1,55 da giocare, mentre riceve un altro nuovo ingresso da parte di Crema, ora con maglia numero 11 Caccialanza, tornata sul parquet, circolazione offensiva. Nori attacca Fabbri, è più veloce ma Fabbri recupera la posizione e la inchioda con una gran stoppata. Ora lo schema testa chiamato da Arioli nell'attacco del San Salvatore, palleggio aperto con la mano sinistra, subito palla dentro per Fabbri. Era una situazione abbastanza interessante quella, Nori però se ne è accorta in tempo ed è riuscita a deviare il pallone. Ora prende la linea di fondo, poi si va fuori per il tiro da 3 punti, preso e mandato a segno da Alice Mandelli. È la prima tripla di questa partita, mandarla a segno è stata appunto Mandelli. 21-11, ritorna sul meno 10 Crema. Masic attacca dall'altra parte, usa il fisico, segna con il fallo. Altra gran giocata di talento offensivo da parte di Mia Masic, guardia con grande fisicità, molto attiva a rimbalzo e molto capace nel tenere i contatti, andare a pescarsi dei potenziali giochi da 3 punti. Intanto riposo per Arioli, in campo c'è per la prima volta in questa partita Michela Laccorte. Più 12 San Salvatore, 23-11 la situazione, 1 minuto e 7 da giocare. Ci dovrebbe essere forse un cambio, la panchina di Crema richiama attenzioni dalla coppia arbitrale. Si continua a giocare intanto, allora seguiamo l'attacco di Crema, la finta e poi la partenza da parte di Nori, l'arresto a 2 tempi giudicato regolare da parte di Caccialanza in questo caso. Ora c'è qualcosa da chiarire tra la coppia arbitrale e gli ufficiali di campo, vediamo se è tutto a posto. Dicevamo allora riepilogo generale, più 12 San Salvatore, non è il massimo vantaggio, infatti le giallonere sono arrivate a toccare anche il più 13 nel corso di questa partita. Segnalazione riguardava probabilmente un fallo in precedenza. Allora 52 secondi da giocare, dicevamo, e ora c'è anche Anna Lussu, il capitano di lungo corso del San Salvatore, in campo, che ora offre il pallone a Michela Laccorte. Oltre l'arco si va da Ilenia Cordola, poi in angolo c'è Lusso, servito il post basso di Fabbri che apre intelligentemente all'indirizzo di Masic, mette palla per terra ora in maniera un po' improvvida, forse la croata, e intanto c'è il fallo antisportivo speso da Laccorte. Su giudizio è un po' severa questa chiamata, che impedisce comunque alla Tecmar di scatenare il proprio contropiede. 34 secondi 8 decimi, 2 liberi più possesso in favore della compagine bianco-blu, che cercherà di amministrare questa situazione con Giulia Togliani che è già pronta in lunetta. Togliani sbaglia, anzi segna il primo libero con minimo di apprensione.
giocatrice cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia, dove è riuscita tra l'altro anche a ritagliarsi uno spazio in Serie A con 3 presenze. Qui fa 2 su 2 e permette alla sua squadra di tornare sul -10. Dunque 23-13 il punteggio, possesso per Crema, che però non potrà andare fino in fondo in questo primo quarto. Ancora Togliani a gestire questo pallone, ora si affida a Capoferri che batte Lussu dopo la finta. Buona giocata qui da parte di Martina Capoferri, che era stata protagonista della doppia sfida dello scorso anno. Ricordiamo vittoria di Crema su questo campo nella stagione 2016-2017 dopo un supplementare 73-70. Il punteggio per il San Salvatore non bastarono i 27 punti di Arioli, furono 17 per Capoferri e ben 23 per Rizzi in quel caso. A Crema invece affermazione ben più netta della Tecmar sul 70-51, 19 punti in quel caso di Weinberga. Intanto 6 secondi per il tiro del San Salvatore. Lussu si prende la tripla, la sbaglia di pochissimo, il secondo ferro le nega la gioia del canestro praticamente a fil di sirena. Allora termina il primo quarto, un ottimo San Salvatore Selargius è avanti sulla Tecmar Crema con il punteggio di 23-13. Un'occhiata rapidissima alle statistiche: miglior realizzatrice dell'incontro fino a questo momento Masic con 8 punti, sono 7 invece per Arioli, dall'altra parte 5 per Alice Mandelli. Ora pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Palaviena di Selargius, vantaggio San Salvatore sul +10 dopo che nel corso del primo periodo la formazione di casa è riuscita a toccare anche il +13. Ottimo inizio di partita, l'inizio di partita che voleva senz'altro coach Fabrizio Staico. Dall'altra parte non può essere soddisfatto coach Diego Sguaizer, che ha rimbrottato le sue ragazze e cerca dei segnali di reazione in questo secondo periodo che, come detto, è appena iniziato. Allora riepiloghiamo i quintetti: Cordola, Masic, Fabri, Lussu e l'accorte per il San Salvatore che attacca e si prende ancora un tiro con Masic. Dall'altra parte Crema ora si schiera invece con Parmesani, Capoferri, Togliani, Caccialanza e Benic. Queste le 10 protagoniste in campo, mentre Benic guarda il canestro, spara da 3 punti contro Cordola in faccia all'avversaria. A segno la talentuosa ed esperta croata, reduce anche lei da un'annata in Serie A1 alla Spezia, con 4 punti e 2 rimbalzi di media, varie presenze in nazionale per lei. Al Cuscagliari invece aveva realizzato 7,8 punti e quasi 5 rimbalzi di media partita. Qui non riesce questo servizio nel cuore dell'area per Cordola. Allora tripla aperta per Caccialanza, che grazia un po' il San Salvatore che ora può ripartire con Lussu, porta palla in zona d'attacco, vuole la ricezione vicino al canestro di Cordola, il passaggio in direzione di Fabri, duettano molto bene le due giocatrici del San Salvatore, ricezione profonda
per Cordola, sfruttata a dovere in questo caso. 25-16. Allora la situazione di punteggio ricacciato sul -9 la Tecmar Crema. Buona la partenza di Parmesani contro Fabbri, sfortunata qui però la giovane giocatrice in canotta numero 12. Masic prova a battere dal palleggio Capoferri, che tiene poi anche un secondo tentativo di crossover da parte della croata. Si propone in post medio Fabbri, il ribaltamento coi tempi giusti per Lussu, poi la corte dentro all'indirizzo di Fabbri. Era pronto però l'intervento difensivo di Benic, che sporca questa traiettoria di passaggio rimessa dal fondo, sempre però in zona offensiva in favore di Selarus, che ora è pronto a eseguire con Fabbri sul pallone. Si smarca e riceve Cordola, da un'occhiata dentro ancora per la ricezione di Fabbri, però presa d'anticipo in questo caso da Benic, e poi scade il cronometro dei 24. Molto arrabbiato coach Staiko, avrebbe voluto sicuramente una maggior lucidità nella gestione di questo possesso, e ora proprio il tecnico del San Salvatore va a chiamare time out, riepilogo generale della situazione qui al Palaviena. 7:42 per andare al riposo lungo, vantaggio San Salvatore 25-16. Hai letto, sto dicendo Andrea di non zoomare troppo. Vanno più lente le donne. Attento al fuoco. Time out particolarmente acceso per Fabrizio Staiko, ha voluto subito richiamare sull'attenti le sue giocatrici, protagoniste pochi istanti fa di una palla persa per scadere dei 24 secondi abbastanza evitabile. Allora seguiamo questo attacco da parte di Crema, ora che si affida ancora a Parmesani, sbaglia, pallone sul primo ferro, ma più attiva di tutte a rimbalzo è Caccialanza. Extra possesso per Crema, ora una buona situazione qui per l'1 contro 1 di Togliani, che vuole riaprire, lo fa in maniera non precisa però all'indirizzo di Caccialanza, che si deve prendere una sorta di preghiera allo scadere dei 24 secondi, preghiera che non trova nemmeno il ferro. Buona difesa in uscita dal time out allora per il San Salvatore. Crema invece non è riuscita a trovare un tiro ad alta percentuale. Allora si riparte con Michela Laccorte, il giro sul perno, la marcatura abbastanza aggressiva da parte di Togliani, chiude il palleggio, non sa bene cosa fare del pallone Laccorte, che cercava di servire Cordola, banale palla persa ora da parte del San Salvatore, ma c'è il mastino difensivo Anna Lussu che intercetta il pallone e chiama do schema, vuole ordine nell'attacco Selargino. Lussu che chiama vicino a sé Laccorte, il pallone in post basso per Fabri, che da quella posizione smista il pallone spesso con dei ribaltamenti sul lato opposto. Qui un'altra chiamata, dovrebbe esserci stata un'infrazione di passi se non ho visto male da parte di Michela Laccorte. Fatto sta che il San Salvatore perde palla e ora forse un minimo di intensità che è calata nelle fila della formazione di casa, che comunque è saldamente avanti fino a questo momento sul 25-16 più 9, ma siamo solamente nel corso delle fasi embrionali di questa partita, non siamo neanche alla metà del secondo quarto. Qui prende il centro dell'area, sfiora il potenziale gioco da 3 punti Capoferri. Martina Capoferri per la Tecmar Crema, che avrà a disposizione 2 tiri liberi, guardia del 1991. Intanto esce Lussu, ottimo il suo apporto di energia e di intensità, è andata a spendere però già il secondo fallo della sua partita. Allora torna dopo una piccola pausa Arioli, primo libero a segno per Capoferri per tantissimi
primo libero sbagliato da parte, chiedo scusa, da parte di Capoferri. L'ho distratto un attimo per andare a segnalare un po' quello che è stato l'escursus di Martina Capoferri. Lunghi trascorsi per lei a Crema, ma anche una parentesina, una a Vigarano, circa 10 minuti di media partita, 2 stagioni or sono. Circolazione perimetrale intanto per il San Salvatore ora con Masic, cui perde però il controllo del pallone, cercava forse di indugiare un po' troppo su quell'1 contro 1. Allora vediamo se Crema riesce a punire in transizione. Ottimo recupero di Masic, che però si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Apprezzabile senz'altro l'impegno difensivo di Masic, che ha voluto in qualche modo rimediare al suo stesso errore. 5:58 ancora da giocare nel corso del primo tempo al Palavienna. Esce Togliani, torna in campo con il numero 17 Norma Rizzi. Crema sta cercando pian piano di ricucire, ora è sul -8, 25-17. Esce Cordola, non un grande impatto finora per lei all'interno di questa partita, sta cercando la forma migliore, ora viene rilevata da Delia Gagliano, che invece ha iniziato bene dal canto proprio. 4 punti e anche 3 rimbalzi per lei, dunque subito presenza nel pitturato per la lunga algherese. Tiro da 3 punti sbagliato intanto da Parmesani, un airball per lei, schema maglia, e questa è la chiamata ora da parte di Arioli. Dal palleggio prova a battere Capoferri, si torna però in punta dove c'è Gagliano, chiusa la linea di passaggio verso la corte. Allora Gagliano deve cercare in qualche modo una soluzione personale in precario equilibrio, sbaglia, rimbalzo poi conquistato da Crema, che manda a tirare in transizione a segno con il numero 8, ha realizzato Martina Capoferri. 25-20, attenzione a Crema che accorcia dunque sul -5 con la tripla appunto di Capoferri. Ora palla sotto ancora per Fabri, che avrebbe voluto un fischio arbitrale, non lo ha trovato. Allora Parmesani dall'altra parte, vediamo se Crema riesce a ricucire ulteriormente. Ora in punta c'è Nori, 10 secondi per il tiro delle ospiti, che ora si affidano ancora una volta a Capoferri, abbastanza in ritmo dalla lunga distanza, non trova però altro che il secondo ferro. Allora Arioli per la corte dall'angolo, corto anche per lei, ma riesce a recuperare il rimbalzo. La corte da sotto, 2 punti importanti ora per ridare ossigeno al San Salvatore. Dunque si riporta sul +7, 27-20, 4:37 al termine del secondo quarto. Altro time out in campo e altra pausa per noi. (27-20) e questo è il vantaggio del San Salvatore a 4 minuti e 37 secondi dal termine del secondo quarto, momento della partita in cui l'inerzia è forse un po' più nelle mani della squadra ospite, che è stata sotto anche di 13, ha ricucito fino al -5, ma ha dovuto subire un canestro poco prima di questo time out. Sembrano però maggiormente convinte le ragazze di coach Diego Schweitzer, che ora trovano altri 2 punti con questa buona iniziativa intrapresa e conclusa da Norma Rizzi per il nuovo -5, 27-22. Altra chiamata offensiva, stavolta Pollice per l'attacco del San Salvatore, 1 contro 1 tentato dalla corte, non c'è spazio, allora si va per il pick and roll sull'asse Arioli Fabri, la palla per Gagliano oltre l'arco, cerca di prendere il centro dell'area, il tiro dopo il contatto è sbagliato, la smanacciata da parte di Laccorte, che non riesce però
a toccare in direzione della compagna. Scade nel frattempo il cronometro dei 24, allora nulla di fatto, sempre meno 5 Crema, 27-22, palla in mano per la squadra ospite. Un'occhiata anche a quelle che sono le altre partite che compongono questa terza giornata del campionato di Serie A2 femminile. Udine, Sanga Milano, Marghera contro Castelnuovo Scrivia, Bolzano contro Ecodentalpo, Costa Masnaga contro Fassi Albino, Vecco Vicenza contro Fila San Martino, Pordenone, Cus Cagliari e Carugate contro Geas Sesto San Giovanni. Più avanti magari andremo anche a sbirciare i risultati, i punteggi sugli altri campi. Tanto Arioli, altra iniziativa, qui trova l'ennesimo fallo subito dalla sua partita. Arioli che fino a questo momento protagonista di una prova da 7 punti, con 7 su 8 ai tiri liberi, e questa è una nota senz'altro curiosa. Ha segnato solamente a cronometro fermo Arioli, che pure tra le migliori realizzatrici del San Salvatore. Il primo va dentro e allora sono 8 su 9 e ancora un libero assegno, 9 personali, tutti dalla lunetta per la giocatrice classe 1984, 29-22 più 7 San Salvatore. Qui sporca la linea di passaggio ma riesce comunque a ricevere la Tecmar con Capoferri, ora un po' in difficoltà. Rizzi in mezzo a 2, Fabri prova a tenere, va per la stoppata, trova però il braccio della giocatrice avversaria, nonostante non sia granché d'accordo con la chiamata arbitrale. Comunque il fischio è arrivato in maniera tempestiva ed è pronto il rientro in campo da parte di Ilenia Cordola. Terzo fallo per Gagliano e allora il fallo speso in precedenza era di Gagliano e non di Fabri. Deve gestirla coach Fabrizio Staico, che l'ha richiamata in panchina. Vedremo se Cordola avrà maggiore impatto in questo suo secondo ingresso in partita. Intanto primo libero realizzato da Norma Rizzi per la Tecmar Crema, terzo punto della sua partita, arriva anche il quarto, 29-24 il punteggio. Continua questo elastico tra più 7 più 5 tra San Salvatore e Crema. Il vantaggio ovviamente sempre per la squadra di casa, partita comunque apertissima. Qui servito il post basso per Ilenia Cordola, trova 2 punti dopo un bel giro sul piede perno, la mano mancina a segno per il 31-24. Intanto vi ricordiamo che questo appena iniziato è un weekend come al solito ormai molto intenso per DirectaSport.it, tanti appuntamenti nel nostro palinsesto, cominciare dal calcio a 5, sfida che è iniziata alle 14:30 tra Ossi e Olympus Roma. Intanto non possiamo sottolineare questo capolavoro da parte di Arioli, dietro schiena a metà campo per seminare la sua marcatrice, poi appoggio vincente con la mano destra. Le mancava un canestro dal campo, lo ha trovato davvero nel migliore dei modi, strappando applausi dal pubblico del Palavienna. Situazione che vede il San Salvatore allora avanti sul 33-24. Dicevamo anche del palinsesto di Directa Sport con il match che vi stiamo trasmettendo in contemporanea a questa diretta tra Ossi e Olympus Roma per il campionato di Serie A2 maschile di futsal. Vi proporremo invece in differita il match tra Città di Sestu e Prato, e poi tanti appuntamenti anche domani, a cominciare con il calcio a 11. Seguiamo ancora la favola dello Stintino, cerca la quinta vittoria consecutiva domani al Campo Polese di Cagliari contro la Ferrini nel campionato ovviamente di eccellenza regionale, poi il campionato di promozione con la San Marco a Semini 80 che cerca anch'essa un successo nel match casalingo che la vedrà opposta al Seulo. E poi notizia importante, torna il volley, il grande volley sugli schermi di Directa Sport. Saremo a Olbia pronti a raccontarvi l'esordio casalingo della Golem Olbia contro la Golden Tulip Caserta, seconda giornata del campionato di Serie A2 appunto di volley femminile. E poi ancora un appuntamento stavolta con il Combat protagonista, mentre Cordola è entrata e come in partita. Dicevamo Combat protagonista Coppa Caralis 2017, Muay Thai e Box in diretta dal Palazzetto dello Sport di Via degli Stendardi a Cagliari. 41 secondi intanto al termine del secondo quarto,
situazione che vede avanti il San Salvatore sempre sul +7, 35-28. Ottimo apporto in questa fase da parte di Cordola, che sta ricacciando indietro i generosi assalti da parte di Crema. Torna in panchina, scusate, Michela Laccorte, e c'è spazio in campo nuovamente per Capitan Lussu. Liberi invece per Norma Rizzi per Crema. A segno col primo, diciamo 41 secondi al termine del secondo quarto. Rizzi a segno col quinto punto della sua partita. Recap statistico subito dopo la sirena del secondo quarto per andare a vedere quali sono le migliori realizzatrici di questo incontro. Intanto rimbalzo difensivo col brivido per il San Salvatore, che riesce comunque ad arrivare in zona d'attacco. Ancora cercata la ricezione profonda di Cordola, stavolta però dalla cattiva idea di mettere palla per terra in mezzo a una tonnara. Recupero di palla da parte della Tecmar. 22 secondi al termine del secondo quarto, ci sarebbe lo spazio per il tiro di Togliani, che preferisce però ragionare con Parmesani. Anche Nori vuole palla in ricezione profonda, il suo tiro è però un airball abbastanza inspiegabile da posizione molto ravvicinata, forse anche un contatto sulla giocatrice ex La Spezia. Arriva un fallo molto deciso su Arioli, mentre coach Diego Sguaitzer lamenta un abbraccio poco amichevole ai danni di Nori in precedenza. 12 secondi 7 decimi per l'ultimo tiro del secondo quarto a opera del San Salvatore. Masic e la pressione difensiva che arriva subito da parte della Tecmar. Ancora Arioli, cambia mano, fa sedere la sua avversaria, si prende la tripla che si infrange però sul primo ferro. Il pubblico del Palaviana era pronto a saltare in piedi. Vediamo se c'è spazio per la preghiera di Capoferri, che viene derubata del pallone. Ancora da parte di Cinzia Arioli. Allora termina un bel primo tempo al Palaviana, +6 San Salvatore, 35-29 il punteggio. Ritmi di gioco assolutamente piacevoli, gara interessante anche dal punto di vista tecnico, che ha visto diverse protagoniste, tra queste appunto proprio Cinzia Arioli. 11 punti, di cui 9 trovati dalla lunetta, poi sono 8 per Mia Masic nelle fila del San Salvatore e 6 invece per Ilenia Cordola, che è cresciuta alla distanza. Dall'altra parte Crema invece ha trovato i 6 punti di Capoferri, poi ancora i 5 a testa realizzati da Mandelli, Rizzi e Benic. Questo il quadro statistico del primo tempo. Ora noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta dal Palaviana di Selargius, pronti a raccontarvi ancora il secondo tempo della sfida tra San Salvatore Selargius e Tecmar Crema, terza giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura.
nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Poi in punta da Parmesani, buono il giro sul ferro, ma è altrettanto il giro sul perno, scusate, ma è altrettanto buona la stoppata, l'intervento difensivo da parte di Gagliano. Allora Masic attende l'uscita dei blocchi di Mura, che riceve in questo momento, si propone per il blocco Fabbri, il tentativo di pick and roll, poi Fabbri che era andato a prendere posizione sull'attacca sull'ultima attacca, quella cui ama tradizionalmente ricevere il pallone. Il passaggio viene deviato, rimessa dal fondo allora per il San Salvatore. Masic a spazio, il tiro in corsa un po' strano nell'esecuzione ma comunque efficace. 37-32, nuovo più 5 San Salvatore. Ora Rizzi, la chiamata offensiva, tiene Masic passando dietro il blocco di Nori, poi dall'altra parte c'è Parmesani, cerca la linea di fondo Parmesani, in reversa ancora un intervento difensivo ottimo da parte di Gagliano, e poi in mezzo alle gambe ci prova Crema ora con Caccialanza, errore, rimbalzo offensivo però. Allora ancora una chance con Capoferri, sbaglia anche lei, un paio di conclusioni che avrebbero potuto dare nuovo slancio a Crema, sbagliate però nonostante delle buone costruzioni. Allora Masic con la mano sinistra offre, o meglio tenta di offrire un buono scarico all'indirizzo di Fabbri, sporca però il pallone, la difesa di Crema rimessa dal fondo. 12 secondi per il tiro del San Salvatore, 7:35 per chiudere il terzo quarto. Arioli per Masic, il consegnato ancora in favore di Cinzia Arioli, blocco irregolare in questo caso per Fabbri, che aggiusta secondo la lettura arbitrale la posizione del corpo al momento appunto di bloccare per Masic, per Arioli. Primo fallo allora della partita di Valentina Fabbri. Si torna a giocare con Rizzi a gestire il possesso, arriva il blocco di Nori che blocca ancora una volta, stavolta circolazione sul perimetro per Crema. Un altro buon tiro trovato stavolta dall'angolo con Nori, stavolta arriva però il canestro da parte di Crema che torna allora sul -3. 37-34 il punteggio, partita che è tornata una volta di più sui binari dell'equilibrio. Fabbri per Masic, si avvicina per ricevere un tiro forse un po' affrettato, abbastanza difficile in questo caso. Qui Nori però regala palla a Gagliano che non è lesta nell'approfittare di questa gentile concessione da parte dell'avversario. Allora dall'altra parte Capoferri che non trova spazio, si va ancora da Nori, un altro tiro contro Fabbri, errore, palla sul primo ferro, rimbalzo difensivo conquistato da Masic, e poi Arioli che batte dal palleggio la sua avversaria, tiro a parabola alta a segno, un altro saggio di talento da parte di Cinzia Arioli, sempre la miglior realizzatrice del San Salvatore, ora con 13 punti a referto. Ottima partita finora per l'ex Cuscaglieri, 39-34. Ora Capoferri cerca di riaprire fuori per Parmesani, poi dall'altra parte Caccialanza cerca di prendere il centro dell'area, le oscura però la via del canestro Fabbri con questa buona chiusura in zona difensiva, tripla in transizione a segno per Cinzia Arioli con anche l'urlo di liberazione. San Salvatore che ricaccia indietro, stavolta in maniera decisa Crema. 34-42 in favore di chi difende, e la firma importante quella di Cinzia Arioli. Intanto mette palla per terra Parmesani che attacca Fabbri, cede poi all'indirizzo di Nori contro Gagliano, tiro difficile per la buona difesa anche in questo caso da parte di Delia Gagliano. San Salvatore sul +8, mentre palla è ancora nelle mani di Arioli. Ora Gagliano serve l'uscita dei blocchi di Masic, poi si va dentro per Fabbri, ancora un fischio arbitrale forse severo ai suoi danni, 3 secondi offensivi. Questa è la scelta, mentre c'è qualche timida protesta da parte del San Salvatore con Arioli.
Momento della partita questo in cui Crema è riuscita a mettere gran pressione al San Salvatore che però guidato ancora una volta dal suo faro Cinzia Arioli, riuscita a ritrovare 8 lunghezze di vantaggio. E ora un altro intervento deciso da parte di Gagliano. E allora se Arioli è un fattore in questo momento in zona offensiva, in zona difensiva non possiamo non segnalare l'apporto da parte della giocatrice ex Mercedes Alghero. Ora lo scarico lungo la linea di fondo per Benic, intervento sul pallone, l'ultimo tocco però è stato di una giocatrice di Crema. Allora possesso San Salvatore, mentre ora anche il pubblico del Palaviena prova a farsi sentire. Cinzia Arioli a portar palla, prova a prendere posizione vicino a lei Gagliano, ricacciata indietro Mura che va a bloccare per Fabbri, cerca una linea di passaggio in direzione proprio della sua lunga. Ora l'intervento parte di Nori, poderosa stoppata proprio ai danni di Mura. Ha trovato diversi minuti nel corso di questo terzo quarto, mentre ricordiamo che nelle fila del San Salvatore è partita in quintetto addirittura la classe 2001. Denise Pinna, tanto altro bel canestro per Cinzia Arioli che spinge ancora avanti il San Salvatore sulle più 10, 44-34, tripla frontale con parabola molto alta d'errore poi conseguente per Tina Benic. Arioli fuori per Masic, si avvicina per il blocco Fabbri, pick and roll tra le due. Masic si crea lo spazio per il tiro realizzato dalla media distanza. Il San Salvatore con un parziale aperto che le ha permesso di tornare sulle 12 lunghezze di vantaggio, 46-34 il punteggio. Coach Schweitzer va a chiamare time out. Riprende il gioco al Palaviena, inerzia giallonera in questo terzo quarto, 46-34 per le ragazze allenate da coach Staiko. E vediamo se arriva la reazione da parte di Crema. Subito attacca forte Tina Benic che cerca il tiro in reverse, stavolta in ritardo la difesa, e allora liberi per l'ex Cuscagliari. Fallo che è stato commesso da Fabbri nel secondo della sua partita. Benic in lunetta, giocatrice classe 88, abbiamo detto varie presenze in nazionale, scorso anno alla Spezia, terminata con la retrocessione in A2, 15 all'esordio per lei contro Marghera, 2 punti soltanto invece contro il Fassi Albino. E ricordiamo che Crema si è presentata al Palaviena forte di 2 vittorie in altrettante partite, 2 sconfitte invece per il San Salvatore finora, che sta cercando appunto la prima gioia stagionale. Segna Benic dalla lunetta, meno 10. Crema 46-36, qui Mura un po' in difficoltà, attaccata da Rizzi che ruba il pallone contropiede 2 contro 1, chiuso da Rizzi. Segnali di ripresa allora da parte della Tecmar, che vuole rimanere aggrappata a questa partita. Arioli qui presa in consegna proprio, anzi si tratta della giocatrice in maglia numero 7, in questo caso Mandelli, che è tornata in campo, qui litiga un po' col pallone. Arioli l'ultima a toccare e ovviamente lei. Allora a 3 minuti e 27 secondi dal termine del terzo quarto, Crema torna in possesso del pallone a cercare di ricucire nuovamente questo svantaggio. Esce Mura, torna in campo
Analussu. Cambio tutto sardo qui per il San Salvatore. Ora Benic in punta, vede bene il taglio da parte di Capoferri, che era rimasta per un istante sola sotto canestro. L'ultimo tocco però è suo, allora sfortunata qui Capoferri, mentre arriva cambio che coinvolge proprio Capoferri, sostituita da Caccialanza. Questo l'avvicendamento stabilito da coach Diego Sguaizer. Allora chiamata di schema maglia nell'attacco del San Salvatore, con Arioli a servire Gagliano. Masic si propone per la ricezione, ora un piccolo malinteso che fa nascere questa palla persa, anche qui evitabile probabilmente da parte del San Salvatore. 46-38, in un momento in cui San Salvatore aveva ben salda l'inizio della partita in mano, sta un po' rischiando dare il là a una nuova reazione da parte di Crema, che ora prova a gestire con Rizzi. Qui l'anticipo sulla linea di passaggio però ottimo da parte di Arioli, servita Masic che guarda verso il canestro, pensa per un attimo anche al ribaltamento in direzione di Arioli che arriva in un secondo momento però in possesso del pallone. Pick and roll ben giocato con Fabbri che però aggiusta i piedi con un passo di troppo, in maniera anche direi abbastanza evidente in questo caso, a mio avviso, infrazioni di passi che c'era, nonostante le proteste di Fabbri, che viene comunque incoraggiata e rincuorata da parte del suo allenatore. 2:35 per l'ultimo mini intervallo, 46-38 il punteggio, non è cambiato, mentre c'è il consegnato di Benic per Togliani. Ancora Benic in mezzo alle gambe, step back, si prende il tiro da 3 punti, lo manda sul primo ferro, l'energia, rimbalzo di Nori, non vale però il possesso a Crema. Infatti l'ultima a toccare è stata l'ex La Spezia, è rimessa dal fondo per il San Salvatore. Intanto in questo piccolo momento di appannamento per Fabbri c'è il cambio, viene sostituita l'ex San Martino da Ilenia Cordola, che ha chiuso molto bene il secondo quarto, cercata spesso e volentieri in ricezione profonda, ha risposto in maniera positiva la giocatrice passata anche per la Fixi Piramis Torino. Intanto Gagliano prova a sfondare il muro difensivo eretto da Crema, il fallo commesso da Togliani in questo caso permette alle giallonere di avere un nuovo possesso offensivo, mentre tornerà in campo a breve Parmesani per Crema, giocatrice deputata a uscire, e probabilmente sì, si tratta di Alice Mandelli. Allora altro cambio per coach Sguaizer. Erano riuscite con un notevole sforzo e dispendio di energia a ritrovare il -3, stanno molto bene anche in transizione, trovando dei tiri ad alta percentuale. Qui soprattutto Arioli ha preso in mano la situazione e ha regalato nuovamente l'inerzia al San Salvatore, che ora cerca altri punti qui con il ribaltamento di Cordola per Lussu in punta. C'è Arioli, manda al bar con una finta, l'avversaria sbaglia, ma c'è a rimbalzo ancora Masic che tiene lì il pallone. Nuovo possesso offensivo del San Salvatore, che ora si affida a Arioli, sale alta per il blocco Cordola. Arioli un po' in difficoltà, Lussu allo scadere dei 24, tiro sul secondo ferro, stavolta Crema riesce a controllare il rimbalzo difensivo con Togliani, poi il pallone per Capoferri, anzi si trattava di Caccialanza. Parmesani in ritmo per il tiro da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo lungo che sfugge però dalle mani di Lussu. Allora Crema che attacca con pazienza, schema testa chiamato da Togliani, e lavora sul blocco di Nori, prende il corridoio di penetrazione con la mano destra. Giulia Togliani fermata dal fallo di Analussu nel duello tra numeri 6 e nel duello anche direi generazionale tra giocatrici che hanno ben 13 anni di differenza. Togliani in lunetta col primo libero realizzato, 3 punti nella sua partita. 46-39, diventa 46-41-10. Chiudere il terzo quarto, esce Nori, torna Capoferri per Crema. Tornerà Fabbri dopo questo brevissimo riposo, esce Masic, dunque intanto
anzi Masic rimane in campo, esce Gagliano. Stremata, grande apporto difensivo soprattutto nella sua partita. Torna in campo Fabbri, quintetto questo abbastanza interessante dal punto di vista fisico, con coach Staiko che ripropone la batteria di lunghe composta da Fabbri e Cordola, che sono spesso cercate nel corso del primo tempo. Masic, arresto e tiro dalla media molto corto, ma ancora un rimbalzo offensivo da parte della giocatrice arrivata dal campionato francese, breve parentesi francese per lei alle Havre, dopo che 2 stagioni or sono, la ricordiamo bene, tra le grandi protagoniste della miracolosa salvezza della Virtus Cagliari, targata Gianni Montemurro. Qui a rimbalzo il pallone viene assegnato al San Salvatore, rimesso dal fondo, che sarà appannaggio di Arioli. 37 secondi per la conclusione del terzo quarto. Arioli sul pallone, esce dai blocchi Masic, prova a guadagnare un vantaggio contro Capoferri. Fabbri fa valere il fisico contro Benic, che cerca il pallone e lo recupera. Buona difesa qui da parte della croata, che lancia il contropiede di Crema, è sola sotto canestro Benic, non arriva il passaggio, tiro da 3 punti sbagliato da Caccialanza. Fabbri qui fa suo il pallone, Arioli lancia Cordola, che però saggiamente, a mio giudizio, preferisce ragionare. Attenzione, perché una giocatrice di Crema sembra essersi fatta male in maniera, speriamo, non seria. Togliani ha messo male, non abbiamo capito bene se la caviglia o il ginocchio, e c'è da richiamare subito l'attenzione dello staff di Crema. Togliani messo male la gamba sinistra, anzi la gamba destra forse, ed è rimasta a terra subito dolorante. Un movimento sbagliato per lei, che è finita a terra, si tocca il ginocchio sinistro. Speriamo veramente non sia un problema grave per Togliani, che è una giovane promessa della pallacanestro nazionale, come vi abbiamo raccontato a più riprese. Esce accompagnata a braccia il suo vice allenatore, il suo dirigente accompagnatore. Un grande in bocca al lupo per lei. Speriamo sia un problema davvero di lieve entità. Togliani, che è stata ovviamente sostituita in campo. Allora facciamo un po' il punto della situazione. Caccialanza, Capoferri, Rizzi, Parmesani e Benic. Per Crema invece il San Salvatore, che si schiera con Arioli, Masic, Lussu, Cordola e Fabbri. Ultimi 6 secondi del terzo quarto, cerca un tiro rapido Crema, se lo prende Caccialanza, che sbaglia. Ancora Caccialanza che ci riprova, è sfortunata in entrambi i casi però il capitano della Tecmar. Allora al 30° di gioco il San Salvatore conserva il vantaggio sulla Tecmar, 46-40 il punteggio. Ancora una pausa per noi, poi ancora in diretta dal Palavienna per l'ultimo periodo di gioco. Tutto pronto per l'ultimo periodo di gioco al Palavienna di Selargius, vantaggio San Salvatore sul +6, 46-40.
Tanto osserviamo anche a bordo campo situazione dei Togliani presa cura anche dal medico e dallo staff del San Salvatore. Si lavora, vediamo, sulla caviglia sinistra in particolare, più che sul ginocchio, ma è difficile davvero valutare questa posizione, quello che è il problema di Togliani. Lo chiederemo senz'altro al termine della partita a coach Sguaiter. Intanto è iniziata la partita, è iniziato meglio l'ultimo periodo di gioco, e subito un fallo speso sulla ricezione profonda di Valentina Fabbri, che è in campo in questo momento per le giallonere assieme a Michela Laccorte, Ilenia Cordola, Mia Masic ed Anna Lussu. Per Crema ci sono invece Rizzi, Benic, Parmesani, Capoferri e Nori. Subito la palla in angolo dopo la rimessa per Cordola, che va a cercare Fabbri, cerca di mettere palla per terra, poi il ribaltamento per il tiro da 3 punti di Laccorte, che trova però solamente lo spigolo alto del canestro. Allora in transizione Crema, subito Lussu che però va a attaccare forte sul pallone Benic. Capoferri cerca invece di battere Laccorte nell'1 contro 1, Nori si libera facilmente di Fabbri, però poi sbaglia il canestro, riesce in qualche modo a tornare in possesso del pallone, a servire Rizzi. Ancora in punta, allo scadere dei 24 si deve inventare qualcosa Crema, non fa in tempo però in questo caso Capoferri a prendere una conclusione. Buona difesa da parte del San Salvatore, cerca di difendere questo vantaggio di 6 lunghezze e se possibile di renderlo ancora maggiore per non rischiare nel finale di partita, ma Crema è formazione più che ostica, formazione candidata a lottare fino in fondo nei quartieri alti della classifica. E ricordiamo, intanto mentre arriva questo errore da parte del San Salvatore, dicevamo di Crema, formazione 2 anni fa è arrivata al secondo posto in regular season alle spalle di Broni ed è stata poi sconfitta in finale playoff dalla Spezia. Lo scorso anno invece quarto posto finale al termine della stagione regolare, poi eliminazione per mano del Sanga, o meglio eliminato il Sanga e poi sconfitta in semifinale contro la Mattei Plast Bologna della sarda Chiara Cadoni. Intanto è arrivato il canestro del +8 San Salvatore, 48-40. Sarebbe un successo assolutamente incoraggiante questo, qualora arrivasse per il San Salvatore, che ha di fronte a sé 2 trasferte molto difficili come quelle di Costa Masnaga e di Vicenza. Dall'altra parte Crema invece nel prossimo turno riceverà la visita della Libertas Udine. 8:15 per chiudere il match. Tina Benic in lunetta per la Tecmar Crema, 7 punti nella sua partita, 2 su 7 anzi 2 su 8 dal campo fino ad ora, 1 su 4 da 2, 1 su 4 da 3. Poi sbaglia il primo libero Cristina Benic, che avrà comunque a disposizione un'altra chance. Il secondo va dentro, -7 Crema, che è comunque sempre lì, 48-41. Ora Masic rischia palla persa, Cordola che serve poi sul fronte opposto Laccorte, si va dentro ancora da Fabbri che lavora contro Nori. L'uso sapiente del parte di Fabbri, vale la chiamata ai danni di Nori, nonostante le grandi perplessità da parte delle giocatrici di Crema. Nori ha provato in qualche modo ad arrangiarsi contro Fabbri, che è ben più alta di lei, 1,97 per giocatrice che vanta oltre 30 presenze anche nella nazionale maggiore italiana. Intanto un tiro dalla media per Laccorte, rimbalzo offensivo importante di Fabbri che usa il fisico, cerca di andare su per il tiro, premiato dagli applausi del pubblico lo sforzo di Valentina Fabbri, che sta cercando di fare la voce grossa vicino a canestro. Ne è abituato il San Salvatore a lavorare con dei centri dalla stazza fisica così importante, e che in particolare amano partire dal post basso in situazione di ricezione statica. Una situazione di adattamento sta un po' pagando il San Salvatore in queste fasi iniziali della stagione, e tra l'altro, come ci raccontava il presidente Mura anche in sede di presentazione della partita, non sempre è facile per le esterne, non ultima la stessa Mia Masic, che intanto inchioda
un'altra stoppata ai danni di Capoferri. Dicevamo, non è sempre semplice per le esterne trovare spazio in penetrazione quando l'area è spesso e volentieri occupata da un pivot, una stazza fisica così importante che richiama peraltro le attenzioni delle difese, che vanno molto spesso ad aiutare. Tanto altra rubata, è la specialità della casa di Lussu, che si lancia in contropiede, serve Masic che controlla la posizione dei piedi, realizza il layup che riporta il San Salvatore sul più 10, 51-41. Nuovo scossone San Salvatore con questo bel recupero di palla da parte di Capitan Lussu per Mia Masic. 7-15, è ancora lunga però per la formazione di casa, e Crema non ha nessuna intenzione di arrendersi. Esce Capoferri, torna Capitan Caccialanza per coach Diego Sguaizer. Rimessa da zona offensiva, servita Rizzi, intanto si fascia la caviglia sinistra, diamo sempre un'occhiata a bordo campo, la caviglia sinistra di Togliani. Rimessa ancora dal lato, sempre ovviamente in zona d'attacco per Crema. Ora servita Nori, l'end off per Rizzi che cerca di battere Lussu. Lussu preso un po' in controtempo, in questo caso va a cercare palla, trova le braccia della sua avversaria e c'è la chiamata arbitrale che non trova particolarmente d'accordo coach Fabrizio Staico. Ci sono liberi. Seguiamo le proteste di coach Staico, che sono assegnati 2 liberi per Rizzi. Contestazione da parte anche del vice Roberto Frau. Dunque la contestazione riguarda, se non abbiamo capito male, il fatto che a Crema e a Rizzi in particolare siano stati assegnati 2 liberi quando, secondo la panchina del San Salvatore, la stessa giocatrice di Crema aveva ormai passato il pallone. Dunque sarebbe dovuta essere un'altra rimessa per Crema, non 2 liberi. Fatica signora Finazzi di Milano a calmare le proteste di coach Staico. Intanto Rizzi sbaglia il primo tiro libero mandandolo sul secondo ferro. Uno su 2 intanto per Rizzi, si riaffaccia sotto la doppia cifra di svantaggio Crema sul 51-42. Lussu fuori per Cordola, si fa vedere sul lato opposto Masic che riceve in questo momento, attende l'arrivo di Fabri per la giocata di pick and roll mano destra. Masic poi manda per aria il tiro con la sua mano preferita, quella mancina, sbaglia l'ultimo tocco a rimbalzo secondo la coppia arbitrale, è stato di Valentina Fabri. Interruzione del gioco per un altro cambio, esce la corte, torna Arioli. Rimessa dal fondo eseguita, 6:40 per chiudere i giochi di questo match. Ora Benic tiene palla in punta e attende l'arrivo di Parmesani sul lato sinistro, si fa vedere invece Nori, bella giocata, battuta facilmente dal palleggio. Fabri molto più rapida dell'avversaria, sbaglia però Nori divorandosi un canestro che sarebbe stato importante. Poi il fallo speso da Crema, stavolta c'è il time out chiamato da coach Fabrizio Staico che vuole un po' parlare con le sue ragazze per cercare di amministrare questo finale di partita. 6:26 al termine, vantaggio San Salvatore sul più 9, 51-42.
Facciamo come a Torino. Immobile 2 volte È ripreso il gioco al Palavienna, ultimi 6 minuti e 20 secondi di questa sfida. Attacca il San Salvatore affidandosi alle mani del capitano Anna Lussu, la ricezione in punta poi per Arioli, mentre Fabbri prova a farsi vedere al pari di Cordola, che però non può ricevere questo pallone. Allora lanciata in contropiede, Caccialanza riesce in maniera quasi miracolosa a trovare l'equilibrio da sotto per il canestro del 51-44. Attenzione, come già detto in più di una circostanza, a Crema, che non vuole assolutamente mollare in questa partita ostica, complicata al Palavienna. -7 fino a pochi istanti fa era arrivata nuovamente sul -10 la Tekmar sul 51-41. Intanto Masic sbaglia qui in uscita dai blocchi, allora il balzo difensivo controllato da Crema, che ora può costruire in zona offensiva. Parmesani che va a spostare il perno in maniera non corretta secondo la lettura arbitrale. Allora in questo modo Crema vanifica un possesso che sarebbe stato, direi, abbastanza pesante per l'economia della partita. Esce Parmesani mentre torna in campo Capoferri. Arioli a gestire palla nell'attacco del San Salvatore. Cordola per la ricezione poi da parte di Mia Masic. Ancora Arioli, l'alto basso per Fabbri, che tiene su il pallone facendo valere le sue braccia infinite e recapita a canestro i punti del +9, 53-44. Lavora bene nonostante anche un accenno di stanchezza ora la giocatrice del San Salvatore. Ora errore per Crema e la lotta a rimbalzo che premia ancora il San Salvatore con la rimessa dal fondo che verrà eseguita tra pochi istanti da Arioli. Ora Lussu che va a incaricarsi di portare palla nell'attacco del San Salvatore, chiama lo schema, poi si va subito per il post basso di Fabbri, il giro sul perno, Nori va a cercare il pallone. La panchina di Crema in piedi chiedeva la stoppata regolare, è arrivato invece il tocco sulla mano secondo la lettura arbitrale. Allora 2 liberi per Valentina Fabbri, giocatrice come detto con lunghissimi trascorsi anche in nazionale, anche all'estero, in Polonia e Sardegna alla Mercede Alghero. Ben 197 centimetri per lei, subito con buon impatto nelle prime 2 uscite con il San Salvatore. Lo scorso anno in A1 2,8 punti, 2,3 rimbalzi di media, ha permesso con il suo canestro dalla lunetta di riportare San Salvatore sul +10, 54-44. Ora il consegnato per Capoferri, il tiro sull'uscita di Fabbri, comunque punita da Capoferri, che realizza il -8, 54-46, 4:20 per chiudere il match. Cordola con questa estemporanea poi iniziativa per quelle che sono le sue caratteristiche. Ora Rizzi per la tripla di Benic, sul secondo ferro però Tina Benic. Allora chiamata a testa, mentre è pronta a tornare in campo Gagliano, lo ricordiamo, gravata di 3 falli. Vedremo se sarà Cordola la giocatrice a uscire. Qui Cordola mette palla per terra in maniera abbastanza decisa, guadagnandosi il fallo di Benic. Arriverà ora il cambio e arriva assieme adesso anche il time out al Palavienna. San Salvatore sul +8 contro la Tekmar, 54-46, 3:57 per chiudere i giochi.
Si torna a giocare con i due liberi per Ilenia Cordola. Il primo va dentro. Cordola con 7 punti nella sua partita. Diventano poi 8. Buono il suo impatto. E ora esce Cordola, applaudita la sua prestazione. Torna come preannunciato Delia Gagliano sul nuovo +10 San Salvatore, 56-46. Allora 3:50 al termine, vediamo se c'è spazio per l'ennesimo tentativo di reazione da parte di Crema. Gran canestro qui da parte di Parmesani, il talento puro in zona d'attacco, punta il centro dell'area, virata e poi appoggio vincente con la mano destra. Ora Masic con qualche problema sulla pressione di Caccialanza. Arioli batte Capoferri, costretta al fallo, mentre coach Taiko dialoga a distanza con Masic, discute sulla probabilmente ultima gestione offensiva. Bonus speso da Crema, allora liberi per Arioli ed è sempre un buon affare per il San Salvatore andare in lunetta. Cinzia, Arioli sono 19 nella sua partita e sono anche 11 su 12 ai liberi. Stazione quasi perfetta, a cronometro fermo per lei. Intanto Capoferri qui prova a battere nel mismatch Fabbri. Parmesani tiene vivo il tiro da 3 punti per Parmesani, ancora a segno e secondo gran canestro in fila per Parmesani. Questa è una bella notizia, direi, in generale per il movimento giovanile italiano, protagonista nelle varie selezioni giovanili azzurre. Parmesani qui, palla persa per il San Salvatore che rischia di complicarsi la vita. Attenzione al contropiede di Crema, ancora con Parmesani che si butta dentro. Fabbri tocca il pallone, l'ultimo tocco è ovviamente il suo. 2:44 da giocare, Crema si riaffaccia sul -7, guidata da Parmesani in questa fase dell'ultimo quarto. Giovanissima Francesca Parmesani, nata nel 1998. Ora qui batte ancora Gagliano dopo la finta, un po' ingenua Gagliano ad abboccare la finta, poi cerca palla abbassando il braccio da dietro, trova il pallone, ma quando il movimento del braccio è verso il basso gli arbitri sono spesso e volentieri tentati dalla chiamata di fallo. Dunque quarto personale per Gagliano. Mentre in lunetta si presenta Parmesani, segna il primo. 9 nella partita di Parmesani, -6 Crema, 58-52. che diventa 58-53, -5, doppia cifra per Parmesani. È la prima ad arrivarci nelle fila di Crema. San Salvatore che deve sudarsi questo possibile successo fino alla fine. E intanto Gagliano si riscatta subito, gran linea di fondo, tiene bene con gran forza fisica, è una delle sue armi principali. Appoggia il vetro, il +7, 60-53. Ora Rizzi apre il palleggio, attende l'arrivo di Capoferri, in post si propone ma solo per un attimo Nori, con il pallone dall'altra parte per la tripla di Caccialanza che ha fatto correre un brivido sulla schiena del pubblico del Palaviena. Il Ferro ha rifiutato però la conclusione della giocatrice di Crema, che poi va a mettere tanta pressione, tanta aggressività sul possesso offensivo gestito da Arioli, che la manda per terra con una finta direi di altissima scuola. Poi palla dentro per Fabbri nella solita giocata di pick and roll. Arriva il fischio arbitrale, c'è il fallo su Fabbri che avrà 2 liberi a disposizione a 1:47 dal termine. Time out in campo, stavolta chiamato da coach Schweitzer. Matti, lo stiamo trasmettendo, cosa devo fare? Disconnesso. Un attimo, ecco qua. Non lo so. È il modem, vero? Questo è
chiudila questa finestra, se non rientra l'audio però. Perché sta riniziando. Valentina Fabbri è in lunetta, il San Salvatore cerca un po' di congelare il successo, ma la situazione di punteggio è ancora aperta. Ora arriva il +8 comunque da parte dell'esperta giocatrice in maglia numero 19, che fa 2 su 2 in un momento direi abbastanza decisivo dell'incontro. Non trema la sua mano. Fabbri 10 punti nella sua partita, poi c'è il fallo in attacco speso da Capoferri, anzi da Rizzi in questo caso, uso improprio del braccio esterno secondo la lettura arbitrale, fischio che non trova ovviamente favori della panchina cremasca, mentre la rimessa in zona d'attacco per il San Salvatore viene eseguita in direzione di Arioli. Servito il post ancora di Fabbri che lavora bene contro Nori, sbaglia però l'appoggio sotto misura. Allora riparte Crema, mentre c'è il nuovo ingresso, registriamo il nuovo ingresso in campo da parte di Visigalli con il numero 5, altro errore, poi il tocco prezioso a rimbalzo difensivo di Masic, giocatrice di talento ma anche di sacrificio quando serve. 1-12 il San Salvatore sul +9, ora vuole chiudere l'incontro, si affida a Masic, la palla dentro, ma Fabbri non può assolutamente ricevere questa traiettoria un po' impazzita. Allora Capoferri con spazio e ritmo da 3 punti sbaglia, extra possesso per Crema. Ora con Caccialanza che mette palla per terra, alza la parabola, mano morbida per il capitano della Tecmar Crema, 62-55, -7 Crema. Qui cerca il fallo in attacco e lo trova con grande esperienza Caccialanza. Duello interessante con Arioli che torna in zona difensiva perplessa. Duello tra giocatrici abbastanza esperte. Caccialanza classe 89, qui andata un po' a cercare la spalla di Arioli, ha indotto la coppia arbitrale nella chiamata di fallo in attacco. Ora Fabbri che esce per contestare questo tiro ma lascia spazio a rimbalzo, allora ne approfitta proprio Visigalli. Non è finita, Crema vuole tentare il tutto per tutto, 34 secondi al termine, a segno Caccialanza con la tripla che riapre tutto. Attenzione a Crema che si riaffaccia sul -4, 62-58, 32 secondi, 8 decimi al termine. Coach Schweitzer ha trovato risorse da Paola Caccialanza, prima con il fallo in attacco contro Arioli e poi con questa tripla pesantissima. San Salvatore deve in qualche modo chiuderla, mancato forse solo questo all'interno della partita delle giallonere, che hanno spesso avuto dei margini di vantaggio nell'ordine della doppia cifra ma non sono riuscite poi a chiudere i giochi, anche +13 a un certo punto per le Selargine, ma Crema ci ha sempre creduto, è riuscita ora a rimettere tutto in discussione anche se manca poco, 32 secondi e 7 come detto. Con la tripla precedente Caccialanza è riuscita a riscattare una partita un po' al di sotto dei suoi standard, 9 punti e 33% al tiro complessivo con 4 su 12. Tanto è tutto pronto per la rimessa offensiva del San Salvatore con Masic. Arriva Arioli e va a cercare palla subito Caccialanza che spende dunque il fallo. È trascorso a malapena un secondo, esce Visigalli, torna Mandelli per Crema, 2 liberi per Arioli, top scorer dell'incontro, 20 punti per lei, 11 di questi dalla lunetta, il primo assegno. Ora sono 21, lei il compito di sigillare il successo, fa 2 su 2, punti pesanti. Intanto vi ricordiamo che al termine della partita vi offriremo anche le interviste con i 2 coach, dunque rimanete su Directa Sport, come detto anche dopo la sirena finale. 23 secondi al termine,
Ancora una tripla per Crema e ancora a segno stavolta Capoferri, un'altra tripla della Speranza. Palla dentro, difesa un po' collassa e poi si trova spazio sul perimetro, tiro da 3 punti del nuovo stavolta meno 3, 64 a 61, 21 secondi al termine, finale di partita ad alta tensione al Palavienna, finale di partita ancora tutto da vivere su Directa Sport. ...21 secondi al termine di una partita che Crema ha saputo riaprire con grande cuore nel finale. Ora arriverà il fallo speso su Arioli che chiede l'antisportivo. Fallo speso in maniera molto decisa qui da Rizzi, se non ho visto male, ma non mi sembrava ci fossero gli estremi addirittura per una chiamata di antisportivo. Arioli ancora in lunetta, abbiamo già parlato in più di una circostanza di quanto sia stata produttiva la sua giornata in termini di tiri a cronometro fermo. Prosegue sulla stessa lunghezza d'onda la play guardia milanese, 19 secondi 2 decimi al termine, più 4 San Salvatore, più 5 ancora Arioli, prestazione maiuscola, lo sottolineiamo una volta di più con grande piacere per lei. Intanto ancora Crema che va a caccia di una tripla rapida e qui punita la difesa di Lussu che lancia un'occhiataccia. La signora Finazzi di Milano esce ed era il quinto fallo della sua partita, probabilmente è così. Allora in campo Michela Laccorte, liberi per Capoferri, altro cambio stavolta per Crema con Nori che torna in campo e rileva Mandelli. Capoferri 11 punti a segno ed è in doppia cifra assieme a Parmesani, con le uniche due nel roster di Crema. Primo libero realizzato quest'oggi, 2 su 6 dalla lunetta per Capoferri, poi un pallone impazzito controllato da Gagliano con un tuffo ancora molto generoso. Benic va a spendere il fallo sull'ex compagna Arioli e allora potrebbe arrivare finalmente la parola fine su questa contesa. Successo sofferto che sta per arrivare ormai per il San Salvatore. Ancora a segno Arioli, 67 a 62, più 5, 3 secondi 6 decimi al termine. Questo è il riepilogo. Arioli anche il secondo, una macchina a cronometro fermo. Arioli allora sul più 6 a un secondo dal termine, ci mette anche la stoppata Cinzia Arioli con la faccia cattiva, rimane a terra dolorante Rizzi dopo lo scontro fisico. Allora arriva la prima vittoria stagionale per il San Salvatore che batte la Tecmar Crema con il punteggio finale di 68 a 62. Si rialza ora Rizzi, una botta probabilmente sullo stomaco per lei, nulla di particolarmente grave, anche forse un accenno di tensione, comunque subito placato. Dicevamo prima vittoria stagionale per il San Salvatore e prima sconfitta invece per la Tecmar, che dunque dopo 2 vittorie si arrende, lo fa in Sardegna al cospetto del San Salvatore. Riepilogo statistico finale: per il San Salvatore sono 25 i punti di Cinzia Arioli, 14 per Masic, 10 invece con ben 15 rimbalzi per Valentina Fabbri.
e poi tanto vedete il saluto e il ringraziamento del pubblico di casa proprio ai beniamine. 8 punti di Cordola, importante in vari tratti della partita, 6 punti 7 rimbalzi di Delia Gagliano, autrice al solito di una prestazione molto solida. Vediamo anche le statistiche di Crema, 2 sole giocatrici in doppia cifra, si tratta di Francesca Parmesani con 10 punti e di Martina Capoferri con 12, sono 9 invece per Caccialanza. Benic e Rizzi si sono fermate a 8 e poi 6 per Nori, un po' sottotono rispetto alle ultime uscite. Allora termina con il saluto delle giocatrici del San Salvatore al proprio pubblico. Ora noi ci prendiamo una pausa, ma tra poco ancora in diretta per le interviste post partita. Torniamo in diretta, io sono in compagnia dell'MVP indiscusso della partita, Cinzia Arioli, 25 punti, finalmente siete riuscite ad ottenere la prima vittoria in campionato, ci voleva anche per il morale. Sì, ci voleva, dovevamo sbloccarci, stavamo lavorando tanto durante la settimana, però mancava sempre qualcosa, finalmente siamo riusciti. Abbiamo ancora tanto da lavorare, ci sono da migliorare tante situazioni, però sicuramente una vittoria aiuta, perché vincere aiuta a vincere, quindi speriamo di ottenere un po' di fiducia e continuare. Siete state spesso e volentieri in vantaggio anche in doppia cifra, mancava qualcosa in più per chiuderla e alla fine Crema l'ha riaperta rendendovi complicato poi il finale di partita. Probabilmente l'unica cosa che è mancata nella prestazione di oggi. Sì, sono quelle disattenzioni di cui ti parlavo che capitano anche in allenamento e quindi dobbiamo essere più bravi a essere fredde, mantenere la calma, capire come gestire determinati palloni perché non tutti sono uguali, però insomma ci stiamo lavorando, siamo sulla strada giusta, quindi speriamo di continuare così. Mano fermissima dalla lunetta, tanti punti sono arrivati per te a cronometro fermo, hai preso la palla nei momenti più delicati della partita, è un po' il tuo compito però questo nella squadra. Sì, diciamo che sono la vecchia, o meglio l'esperta, ormai si usa dire esperta ma sono vecchia e diciamo che ho messo un po' a disposizione l'esperienza che ho fatto negli anni, quindi ci stava, insomma era quello che dovevo fare. Situazione tattica nuova, quest'anno è arrivato un pivot statico, Valentina Fabbri, che occupa molto l'area, non eravate abituate, per cui c'è bisogno di un processo di ambientamento da questo punto di vista, come lo stai trovando? Sì, è vero, soprattutto in A2 pivot così grossi si fa fatica a trovarne e soprattutto appunto le altre squadre avendo pivot un po' più mobili bisogna essere bravi a trovare delle soluzioni sia in attacco che in difesa per cercare di mettere Vale nella migliore condizione possibile, perché comunque per noi è fondamentale. Vittoria importante oggi anche perché dall'altra parte c'era una squadra quotata come Crema. Quale può essere la dimensione del San Salvatore in questa stagione? I tifosi vi chiedono dopo lungo tempo, i playoff si potrebbe fare? Ma lavoriamo partita dopo partita, è ovvio che è inutile nascondersi dietro un dito, l'anno scorso ci sono sfuggiti per un pelo, quest'anno ci vogliamo riprovare assolutamente. Credo che si possa fare bene, però bisogna continuare a lavorare in un certo modo e poi vediamo strada facendo dove arriveremo. Grazie mille Cinzia Arioli, complimenti ancora per la prestazione. Un'altra piccola pausa, poi torniamo in diretta con il tecnico della Tecmar Crema, Diego Schweitzer. Coach, era una partita complicata, questa lo sapevate anche alla vigilia, non è iniziata benissimo, varie volte l'avete rimessa in discussione nonostante i tentativi di accelerazione da parte del San Salvatore, alla fine l'avevate quasi rimessa in piedi, è mancato pochissimo per riuscire a sorpassare nel finale. Sì, in realtà devo fare i complimenti a San Salvatore perché noi non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco, abbiamo sempre giocato sotto ritmo e non siamo mai riusciti a trovare azioni nei primi 8-10 secondi della transizione e quindi siamo sempre dovuti arrivare a concludere negli ultimi 3-4 secondi prendendo anche tiri fuori ritmo, tiri forzati e quindi abbiamo pagato sicuramente questa non capacità di leggere la difesa e il risultato poi insomma l'avete visto anche voi. C'è stato un momento della partita in cui siete riusciti maggiormente a giocare in transizione, non a caso siete arrivati sul -3, però il San Salvatore ha sempre imposto qualcosa in più. Ma in realtà non abbiamo proprio giocato in transizione, in realtà abbiamo stretto le maglie in difesa e sporcando su linee di passaggio diversi palloni abbiamo anche provato a correre, quindi questo ha aumentato un attimino diciamo, la nostra aggressività in attacco. Il problema era semplicemente dietro, nel senso che la palla
in attacco per San Salvatore viaggiava sempre a velocità altissima, noi dovevamo sempre rincorrere, non eravamo mai pronti a difendere sui blocchi, sul pick and roll spesso eravamo impastati dentro il blocco e quindi siamo stati molto passivi, più cattivi diciamo in difesa. Questo secondo me è stato il vero problema. È l'anno del ritorno a Crema per te dopo qualche anno di distanza, come sta andando questa nuova avventura in queste sue prime fasi? Il campionato, al di là di questa sconfitta, comunque è iniziato benissimo per voi. Sì, in realtà è cominciato bene per quanto riguarda i risultati, ma siamo veramente ancora lontani dal trovare un'amalgama per costruire una squadra. Abbiamo diversi problemi in questo momento fisici perché Benic sta solo giocando e non si sta allenando per una tendinite che si porta dietro già dal primo giorno di raduno. Gilda Cerri con problemi al menisco dovrà operarsi, quindi starà fuori ancora 2 mesi e quindi siamo in difficoltà proprio a livello di gestionamento e tutte queste difficoltà poi le riportiamo anche in campo. Abbiamo vinto la prima per il rotto alla cuffia, la seconda avanti 18, siamo arrivati anche a essere rimontati sul -3 e oggi diciamo abbiamo un po' rovesciato la pasta fuori dal piatto e infatti il risultato si è visto. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.